Anche gli architetti di Agrigento, pronti a partire, raggiungeranno Catania per dare il proprio contributo nei luoghi colpiti dal terremoto. Sono 11 architetti volontari facenti parte del presidio di protezione civile dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, che partiranno per il Col di San Giovanni La Punta, seguiti da una seconda squadra pronta a dare il cambio il prossimo 8 gennaio. In totale i volontari saranno 11: Maria Teresa Russo, Giuseppe Cacciatore, Rosa Maria Corbo, Sebastiano Ragusa, Gerlando Sciumea, Annalisa Bavetta, Antonio Giarraputo, Silvia Giarratano, Umberto Fazio, Salvatore Sprio e il coordinatore del gruppo, il consigliere dell'ordine Roberto Campagna, il quale ha dichiarato che l'ordine di Agrigento, che da oltre un decennio forma i propri iscritti nel campo della protezione civile, ancora una volta è pronto e attento a dare il proprio contributo ai territori colpiti dal sisma. Siamo estremamente soddisfatti che ancora una volta l'Ordine degli Architetti di Agrigento, con i suoi volontari del presidio di protezione civile, sarà presente nei luoghi colpiti dal sisma, vicino alle popolazioni. Lo afferma Alfonso Cimino, presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. Questo è un presidio che è stato creato durante la presidenza dell'architetto Rino Lamendola, che oggi continua a essere in prima linea nei territori colpiti dal terremoto. Da subito il nostro presidio ha dato la disponibilità ed è stato messo in preallerta a nome mio e di tutto il Consiglio dell'Ordine degli Architetti. Ringraziamo i colleghi volontari del presidio di protezione civile, che sono certo affronteranno questa esperienza con il massimo della professionalità, facendo i conti anche con diverse difficoltà e problematiche dettate dai luoghi che vivono in emergenza.